Buongiorno da Rosolina Mare, siamo davanti al gazebo della Lega, fra poco arriverà Matteo Salvini, parlerà appunto di questo referendum sulla giustizia, naturalmente parlerà di tante altre cose. Sappiamo che è in un tour qua in Veneto, poche ore fa era a Chioggia, Sottomarina, e adesso vi facciamo vedere appunto qualche immagine del suo intervento a Sottomarina e poi riprendere qua a Rosolina Mare. Senatore Matteo Salvini, grazie di essere a Chioggia. Vieni, il commissario provinciale Andrea Tomaello, nonché vice sindaco di Venezia. La firma è garanzia che andiamo fino in fondo e chi sbaglia paga anche se fa il giudice. Non possono esserci processi che durano 20 anni, quindi chi sbaglia paga. Separazione delle carriere, fuori le correnti, la politica e le raccomandazioni dai tribunali. Questo è quello per cui chiediamo la vostra firma per luglio e per agosto. Dal nostro punto di vista poi ce la mettiamo tutta per evitare che il PD riesca a far approvare tasse. D'altronde il segretario del PD, se non si sveglia la mattina e non inventa una nuova tassa, non è contento. È la tassa di successione, la tassa patrimoniale, la tassa sui risparmi, la tassa sui conti correnti. Dovranno passare sui nostri corpi per inventare nuove tasse. Paco Massaro, oggi Salvini parla di referendum. Sì. Quanto secondo lei il referendum è tra le cose che agli italiani interessano in questo momento? Avere una buona giustizia è fondamentale per avere un paese democratico. Nel momento in cui abbiamo una giustizia dove la separazione delle carriere è effettiva e dove chi sbaglia paga, arriviamo ad avere una giustizia giusta e arriviamo ad avere un corpo della magistratura che è più attento alle esigenze e soprattutto di non andare a creare delle situazioni dove i cittadini debbano pagare. Assessore Corazzari qua a Rosolina Mare per aspettare Salvini, l'abbiamo chiesto anche a Paco Massaro, quanto è sentito nell'immaginario questo referendum secondo lei? Sicuramente è una spinta importante verso la riforma del nostro paese in un senso più moderno. Una giustizia giusta rappresenta non solo una garanzia nei confronti dei cittadini, ma anche un elemento fondamentale per lo sviluppo, la crescita, per l'economia del nostro paese. Penso che ormai tutti abbiano capito che serve una riforma e questi referendum vanno proprio nella direzione di dare diritti ai cittadini ed una giustizia più snella, più veloce e più efficiente. Ne approfitto per fare una domanda, la Lega è diventata Novax? Questa è una domanda che sta girando nei social. No, assolutamente no, bisogna vaccinarsi, è un invito alla responsabilità che va fatto a tutti i cittadini perché è un elemento indispensabile anche per permettere la ripartenza del nostro paese. Guardi anche le sue dati. Allora, stiamo davanti al banchetto delle firme, già nelle prime ore, quanto tempo è? Un'ora più o meno? 3 moduli da 40. Quindi 120 persone hanno già firmato e deve ancora arrivare Matteo Salvini, sicuramente poi si aumenterà dopo il suo arrivo e comunque dal vostro punto di vista un successo? Un successo senz'altro. Ciao a tutti, un buon pomeriggio a tutti voi in questa calda giornata, un saluto di benvenuto al nostro segretario nazionale Matteo Salvini qui per promuovere il referendum sulle firme. Perché è importante questa firma? Perché per 30 anni la politica ha promesso la riforma della giustizia, poi per 30 anni non l'ha fatta, perché probabilmente a sinistra c'è qualcuno per cui va bene che i processi durino 15 anni. Una firma significa ad esempio che anche in tribunale, come in tutti gli altri posti di lavoro, chi sbaglia paga. Se un bagnino sbaglia paga, se un medico sbaglia paga, se un insegnante sbaglia paga, anche un giudice se sbaglia deve pagare, perché sbaglia sulla pelle dei cittadini. Rovina famiglie, rovina aziende, rovina negozi, non si scherza con la libertà delle persone, quindi questa firma magari perderete 3 minuti, però per noi è fondamentale. E per chi non firma oggi, magari li sentite stasera, va che mi
mi è sbucato Salvini a Rosolina sotto l'ombrellone in spiaggia. Cosa voleva? Voleva una firma, non soldi, no, una firma. E quindi si può firmare, ditelo a chi conoscete, in tutti i comuni, domani, dopodomani, luglio e agosto, si può firmare in tutti i comuni e in tutte le piazze, con l'aria condizionata e al freddo. Se raccogliamo 1 milione di firme poi saranno gli italiani, sarete voi nella primavera prossima a dire sì o no alla riforma della giustizia. Le regioni, Draghi e Figliolo, perché hanno fatto miracoli, ormai l'85% degli over 60 è vaccinato e tutelato, ne mancano 2 milioni, bisogna tutelare questi genitori e questi nonni, senza però pensare di richiudere tutto, multare o riempire di burocrazia i problemi i ragazzi di 15, 20, 25 anni che durante il virus non sono morti, perché il virus purtroppo uccide dai 60 anni in su, quindi mettere in sicurezza genitori e nonni senza però multare, obbligare, inseguire gente che vuole semplicemente lavorare e vivere un'estate tranquilla, con buon senso ma tranquilla. E del Green Pass cosa ne pensa? Green Pass per i grandi eventi dove sono migliaia di persone, lo stadio, le grandi manifestazioni, però pensare di inseguire chi va a prendersi un cappuccio, chi va a mangiarsi una pizza, assolutamente no, anche perché, ripeto, tutti i ragazzi di 15, 20, 30 e 40 anni non avranno mai la seconda dose prima dell'autunno, quindi significa rovinare la vita e rovinare l'estate a persone che se anche venissero contagiate fortunatamente non rischiano né la morte né l'ospedale, quindi tutelare coloro che rischiano sì sopra i 60 anni senza multare o rovinare la vita ai ventenni. Alleanze in vista delle prossime comunali insieme al centrodestra incrinate per le norme? Stiamo lavorando per mettere insieme tutto, perché l'unità del centrodestra per me viene prima di tutto, viene prima delle poltrone e viene prima dei sondaggi e viene prima delle scelte di partito, quindi lavoro e lavorerò per tenere insieme il centrodestra, visto che PD e 5 Stelle invece vanno divisi ovunque. E la federazione? Conto entro l'autunno di portarla a casa, perché dopo il Covid c'è bisogno di unità, di dialogo, c'è da fare la riforma della giustizia, la riforma del fisco, la riforma della pubblica amministrazione. Penso che un centrodestra al governo unito sia più forte.